Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica I sapori della tradizione presenteremo le polpette di melanzana fritta su crema di pomodoro. Ingredienti: una melanzana turca, un uovo, 30 g di caciocavallo grattugiato, 30 g di farina, 30 g di pangrattato, basilico, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, uno spicchio d'aglio e 3 pomodori maturi. Allora, iniziamo a tagliare la nostra melanzana turca da entrambe le estremità. Sempre con l'aiuto del coltello sbucciamola totalmente, lasciando solamente la parte bianca. Mettiamola all'interno di una bacinella. Prendiamo le nostre melanzane che le abbiamo tenute circa un'ora a mollo con acqua e sale per far scaricare l'amarognolo e li versiamo all'interno di acqua salata bollente. Prendiamo i nostri pomodori a grappolo, incidiamoli a croce nella parte e li verseremo per qualche minuto anche loro in acqua bollente. Possiamo tranquillamente utilizzare la stessa acqua, non è assolutamente un problema. Prendiamo i nostri pomodori e versiamoli rapidamente in acqua fredda, in modo da poter facilitare il loro raffreddamento e l'eliminazione della pelle. Tagliamo il nostro pomodoro a metà, togliamo la parte interna più dura e tagliamolo a pezzettoni. Mettiamola sul fuoco con un filo di olio extravergine d'oliva. Aggiungiamo il nostro spicchio di aglio in camicia, mettiamo in padella e lo iniziamo a fare soffriggere. Aggiungiamo un pizzico di acqua di cottura, lo facciamo cuocere per qualche minuto e verifichiamo le nostre melanzane che già sono arrivate a cottura, dunque e le facciamo raffreddare. Togliamo il nostro aglio in camicia e verseremo tutto il nostro pomodoro all'interno del nostro frullatore. Inseriamo all'interno un filo di olio extravergine d'oliva a crudo e frulliamo il tutto. Appena pronta, metterla nuovamente in padella e continuiamo la lavorazione delle melanzane. Allora, dopo aver fatto raffreddare le nostre melanzane, strizziamole con l'aiuto di una forchetta. Iniziamo a schiacciarle, aggiungiamo un uovo, del sale, il nostro formaggio grattugiato, foglioline di basilico spezzate, pepe nero e il pangrattato. Continuare a mescolare. Nel contempo mettiamo il nostro olio e lo facciamo riscaldare. Allora, ora con l'aiuto di un cucchiaio andiamo a realizzare le nostre polpettine, magari a forma di chianelle. Li versiamo all'interno della nostra farina, appoggiarli all'interno della nostra padella. Facciamo formare la crosta dorata, così rimarranno croccanti fuori e morbidi dentro. Appena cotti facciamoli asciugare. Sempre all'interno del nostro olio caldo prendiamo le bucce
di pomodoro che prima abbiamo bollentato. Li facciamo diventare leggermente croccanti, in modo da utilizzarli poi per eventuali decorazioni. Stessa cosa faremo con delle foglioline di basilico medie. Allora, diamo una leggera riscaldata al nostro pomodoro, lo mettiamo sulla base del nostro piatto, facendo una leggera striscia, e poi alterniamo le nostre polpettine di melenzane e le nostre foglioline di basilico e pomodoro. Il piatto è servito.